Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta parliamo di salute. In effetti le gallette di mais, quelle che tutti quanti usano per fare la famosa dieta, es- diciamo, sono state ritirate da diversi importanti supermercati perché, secondo delle analisi, ragazzi, contenevano corpi metallici estranei. In effetti ci stavano queste tracce di corpi metallici estranei dentro le gallette. Quindi nelle confezioni vi era una presenza estranea. In effetti la marca di riferimento è la Mais Bio del marchio MAT e alla data di scadenza è stato anche pubblicato, potete andare a controllare sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Quindi è stato richiamato, diciamo, il ritiro di tutte queste gallette di mais bio e sono sacchetti bio, sacchetti da 130 grammi, ragazzi. Diciamo che sono stati ritirati da tutti i supermercati italiani come Coop, Bennett, Carrefour, e diciamo che il lotto incriminato è quello data di scadenza 12/6/2020 con codice EAN 80 21 58 11 00 02 8. Le gallette, ragazzi, sono state prodotte dalla Sanorice Italia SRL, quindi si trova a Vercelli più o meno. Diciamo che la maggior parte di queste gallette sono state distribuite solo nel nord Italia, almeno ce ne salvate uno. Vabbè, scherzo ragazzi. I consumatori quindi devono essere molto prudenti, nel caso in cui abbiano queste gallette vanno riconsegnate al punto di vendita, dove sarà effettuato l'acquisto per essere, diciamo, rimborsati, quindi andate e portatele indietro in effetti. Quindi diciamo che queste gallette bio sono state vendute nei supermercati diciamo del nord. La scadenza, ragazzi, è del 12/6/2020. La, diciamo, confezione è quella di 130 grammi e il marchio è MAT, quindi fate attenzione a queste cose. Poi se volete più spiegazioni andate sul sito del Ministero della Salute, ragazzi. Quindi prendete le gallette, ragazzi, e buttatele. Qui come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi ci stanno dei corpi metallici strani che se toccano lo stomaco, ragazzi, non so che può succedere. Quindi, però per ritirarlo penso che non succeda qualcosa di buono, quindi è meglio non rischiare. Quindi questo è una marchia italiana, purtroppo non è estera, quindi va evitato questa marca MAT. Confezione da 130 grammi, è stata data solo al nord Italia, quindi dal centro al sud non ci stanno queste gallette e sono, come ho detto, gallette di mais bio, sacchetti da 130 grammi. È stato più o meno come supermercati italiani nella Coop, nella Bennett, nella Carrefour. Quindi la data di scadenza è 12/6/2020, ragazzi. Il codice che potete leggere sotto, lo ripeto, è AN in maiuscolo, poi 80 21 58 11 00 02 8. Questo è il codice a barre, come volete dire voi. Quindi ragazzi, se le avete, buttate sta roba nella spazzatura. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Ciao a tutti ragazzi e mi raccomando, buttatele se le avete in casa. Ciao, buona giornata.